vista abbiamo fatto fondamentalmente un paio di errori e in questa categoria abbiamo visto che si pagano a caro prezzo, nonostante Treviso fin dall'inizio aveva provato a fare la partita. Abbiamo preso il gol forse nel momento peggiore, ossia poco prima della pausa, e poi questo gol che non è arrivato nel gol del pareggio nel secondo tempo. Che partita è stata, mister? È stata una partita combattuta in cui sapevamo che la Luparense era una squadra molto abile nelle ripartenze, molto abile nel verticalizzare. La partita è stata un po' quella che avevamo preparato. Poi è chiaro che non solo in questa categoria ma in tutte le categorie gli errori li paghi. Purtroppo abbiamo fatto 2 errori, abbiamo preso 2 gol. Loro sono stati bravi a capitalizzare, noi potevamo far meglio. Mi dispiace perché dopo il pareggio sicuramente l'inerzia della partita era dalla parte nostra e avevamo creato anche qualche occasione. Poi nel momento migliore abbiamo preso il secondo gol e poi abbiamo provato a rimetterla in piedi e recuperarla, ma non ci siamo riusciti. Cosa le è piaciuto di più e di meno di questa partita? Ma di meno le disattenzioni, perché prendere un gol su rimessa laterale quando ne avevamo parlato cosa che dispiace, perché poi fai fatica a recuperare le partite, fai fatica a far gol, quindi dispiace perché sono cose sicuramente rimediabili su quali bisogna lavorare, però intanto hai perso una partita che a mio modo di vedere non meritavi di perdere. Che mi è piaciuto è stata un po' la reazione all'inizio del secondo tempo, insomma abbiamo fatto gol, anche se anche loro hanno fatto un errore, però poi abbiamo provato comunque fino alla fine a cercare di recuperare la partita. Poi da qui a dire che sicuramente c'è da fare tanto lavoro, ma questo l'avevo detto anche dopo la partita con l'Este, che è chiaro che la squadra è completamente nuova, si devono integrare un po' i giocatori e dobbiamo lavorare sugli automatismi, questo è normale che sia così, però dobbiamo cercare di farlo in fretta perché già da prossima settimana inizia il campionato. Quanto dispiace essere usciti dalla Coppa Italia? Tanto, dispiace, era uno degli obiettivi, quindi perdere mi dispiace sempre, quindi dobbiamo fare un'analisi della partita, cercare di rimediare gli errori, lavorare e non ripeterli, e prepararci bene per la prossima partita che è la prima di campionato. Sulla fluidità del gioco mi sembra che comunque la squadra in alcuni tratti stia proponendo già un bel calcio, secondo lei? In alcuni tratti sì, dobbiamo migliorare sicuramente, dobbiamo farlo in modo più continuo, però su questo ci stiamo lavorando e comunque è un aspetto che ci vuole un po' di tempo per continuare a fare, ecco. Però insomma vincere aiuta sempre a favorire il processo di miglioramento, quindi dispiace molto per questa sconfitta, dobbiamo essere bravi a cercare di metterla da parte e a concentrarci già da martedì per la prima di campionato. L'assenza di alcuni giocatori ci vuole ripilogare un po' la situazione? Ma Petrovic dovrebbe rientrare martedì in gruppo, quindi è un po' indietro perché è arrivato con un infortunio muscolare, quindi ha lavorato abbastanza bene questa settimana, adesso da martedì dovrebbe rientrare in gruppo e cercare di averlo disponibile per domenica. Matalano invece ha un problema un po' più lungo al ginocchio che dobbiamo un attimo valutare. Dovete ancora fare una valutazione dal punto di vista medico, intendo dire strumentale? Sì, dobbiamo un attimo cercare di capire se è meglio fare una terapia conservativa oppure è il caso magari di intervenire per risolvere. C'ho il ginocchio questo? Sì, il ginocchio. E poi il portiere? Il portiere aveva avuto un problema in settimana alla spalla, un'infiammazione alla spalla, penso che sia una cosa di breve durata e che sia abbastanza risolvibile. Ok, quindi un problema fisico sostanzialmente, ho capito. E adesso questa settimana, insomma, come si approccia a questo inizio di campionato? Si approccia lavorando sicuramente, analizzando gli errori, cercando di migliorare e di arrivare a Portogruaro convinti di andare a fare risultato. Sulla partita di oggi è mancato un po' di lucidità sotto porta con sconto di 2-2 portavolta calciata in curva, quindi è mancato un po' di zappata. Era anche il 90esimo, probabilmente era stanco, la palla non so se è rimbalzato male, sicuramente un po' di lucidità è mancata anche nelle letture, però l'importante è creare le occasioni, dopo
butteremo dentro. Certamente manca ovviamente la prima punta, si vede, insomma, si sente o no? Vabbè, sicuramente è un giocatore sul quale facciamo affidamento e dobbiamo cercare di aspettarlo, ma intanto anche Fedato si è mosso bene comunque. E quando potrebbe essere utilizzabile appunto a Petrovic? L'obiettivo è martedì riprenda col gruppo, poi bisogna valutarlo giorno per giorno sperando che non abbia una ricaduta, ma l'obiettivo è quello di cercare di portarlo domenica già essere convocabile. Già essere convocabile potrebbe essere, insomma. Sì. Pippo, che partita è stata? Ma diciamo che da una parte sono soddisfatto della prestazione della squadra, dall'altra abbiamo visto che possiamo creare tutte le occasioni che vogliamo, ma è un campionato che dimostra che alla prima disattenzione, al primo errore lo puoi prendere di dietro, come si dice. Bisogna stare più attenti, bisogna essere più concreti davanti, anche se ci arriva una palla, mezza palla a partita, bisogna comunque sfruttarla e buttarla dentro. Niente, comunque è la prima, ci dobbiamo ancora conoscere, domenica viene il campionato, quindi l'importante è che dimostriamo poi quello che valiamo e la squadra che siamo da domenica. Diciamo, quanto è servita questa partita per capire lo stato anche vostro di forma, anche del gioco? È servito sicuramente tanto, ci stiamo lavorando col mister e si cominciano a vedere le idee che ci sta proponendo appunto il mister. Dico, a livello di prestazione collettiva, a livello di squadra, di gamba, mi è sembrata comunque una buona prova da parte nostra. È ovvio che, ripeto, secondo me sono state disattenzioni più sull'aspetto di lettura, no? Quindi il secondo gol che abbiamo preso è stato tutto troppo facile a partire dalla palla buttata fuori, la rimessa laterale, quindi dobbiamo lavorare più sugli aspetti dell'attenzione, secondo me. Forse è un peccato uscire per il secondo anno consecutivo subito al primo turno della Coppa, oppure no? No, noi puntavamo a passare il turno come è giusto che sia, perché appunto è una competizione importante, poi permette di dare minutaggio a tutti, permette di stare sempre al ritmo sia col campionato che appunto con la Coppa. Dispiace essere usciti, però ora dobbiamo puntare a tutto quello che è il nostro obiettivo e niente, ci metteremo tutto noi stessi a partire già da domani. Sì, dal punto di vista del morale, insomma, non scalfisce, insomma, nessun aspetto? No, dal punto di vista morale dobbiamo essere bravi ognuno di noi a farsi un esame di coscienza, come sempre, può essere una frase fatta, però già da domani comunque bisogna lavorare nell'ottica di quello che è il nostro obiettivo, come ho già detto. Ti ripeto, non è un dramma quello che è successo oggi, ma è solo uno stimolo in più per far meglio e per portare avanti il nostro percorso. Come si riesce a essere più concreti davanti alla porta, al di là si dice spesso bisogna fare tanto allenamento, no? No, secondo me l'allenamento viene principalmente da quello che uno ha dentro. Sono convinto che la prestazione e poi di conseguenza il gol viene dalla fame che uno porta in campo, dalla voglia che uno ha di lottare e di sudare la maglia. E secondo me è quello che fa la differenza, dal non prendere gol al farlo. Sono convinto di questo. L'Uparense ha dimostrato, insomma, che sarà un campionato, al di là del discorso della Coppa, tendenzialmente difficile, no? Perché insomma nessuna squadra, come è successo l'anno scorso, verrà qui a regalare punti. No, noi, ti ripeto, abbiamo trovato davanti una squadra che è organizzata sicuramente, ci ha concesso tanto secondo me oggi, non abbiamo raccolto quello che meritavamo, però sì, noi dobbiamo lavorare con l'umiltà, come ha detto il mister, con l'umiltà e la consapevolezza di lavorare come un treno, andare sempre avanti e dimostrare giorno per giorno quello che poi valiamo. Non dobbiamo pensare alle altre squadre assolutamente, perché il campionato è duro per tutti, da quella che si deve salvare a quella che lotta per vincere, a quella che lotta per fare un campionato mediocre. Quindi secondo me bisogna essere umili e andare avanti per la nostra strada. Dal punto di vista degli schemi, come sono andate le cose? Nel senso, che lavoro che avete fatto settimanale, no? Per cercare insomma di lavorare su come trovarvi in campo, sono riuscite alcune cose, alcune meno magari, come sì, consueto? esatto. Come tutte le partite,
alcune cose sono venute bene, altre sono venute meno, ma poi le analizzeremo insieme al mister, insieme allo staff, e cercheremo di migliorarle il prima possibile, ecco, per far sì che poi tutto quello che noi prepariamo in settimana arrivi la domenica che riusciamo a trasformarlo in campo. Da questo punto di vista, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno? Dico, l'intensità, la voglia di attaccare la profondità, quello mi è piaciuto molto, quello di andare a fare male direttamente. Ovvio che alcune volte magari abbiamo avuto troppa fretta nella gestione di palla, a volte potevamo fare un giro in più, però ripeto, sono tutte condizioni, sono tutte situazioni che poi verranno col tempo. Poi loro alla fine della partita hanno cercato un po' di rompere i ritmi vostri. Quello è il calcio, nel senso, si sa, il ragazzo che si è buttato per terra, è stato per terra, sembrava si fosse fatto male, però ha tirato il calcio a Paolo e poi è rimasto per terra. Quelle sono, chiamiamola esperienza, chiamiamola non lo so, però diciamo che ci sta, erano in vantaggio e hanno fatto sì per portare a casa il risultato. La fase difensiva non succede praticamente nulla sul punto est, oggi ma non mi sembra di aver concesso occasioni nette, se non per errori nostri, perché il secondo gol, appunto, ripeto, è nato da una disattenzione nostra, da una palla innocua, è nato un gol del cavolo, perché poi non mi sembra di aver concesso grosse opportunità a loro da dire c'è da migliorare clamorosamente. Ripeto, magari alcuni di noi devono ancora entrare nella condizione, però ti ripeto, non ho notato nulla di irrisolvibile o di clamoroso da mettersi le mani nei capelli, cioè, anzi, mi è sembrato di aver fatto un'ottima prova e che è mancato quel pizzico per riuscire a portarla ai rigori o vincere.